In discussione al Consiglio Comunale di Treviso le dimissioni del sindaco e della giunta municipale. In apertura di seduta l'ultimo di una lunga serie di colpi di scena. L'assessore democristiano Armando Alfieri ufficializza con una lettera al sindaco il suo rifiuto a dimettersi. Buonasera, apriamo il telegiornale odierno con la pagina politica. Come avete sentito dai titoli c'è stata Maretta al Consiglio Comunale di Treviso che doveva ratificare le dimissioni del sindaco e della giunta, ma ce ne riferisce più precisamente nel prossimo servizio Adriano Mazzalovo. Il Consiglio Comunale di Treviso è stato convocato oggi a Palazzo 300 per discutere due importanti argomenti: le dimissioni del sindaco e della giunta e la successiva elezione sia del primo che dei nuovi assessori. Non tutti, per la verità, perché il primo colpo di scena di una seduta che tutti davano estremamente elettrizzante è venuta subito all'inizio. Il sindaco Mazzarolli leggeva le motivazioni di queste dimissioni e contemporaneamente annunciava che l'assessore alla viabilità Armando Alfieri le ritirava con una lettera che lo stesso Mazzarolli si è trovato sul tavolo 4 secondi prima di aprire la seduta. Ecco comunque le motivazioni ufficiali per bocca dell'interessato. Io ritengo che la città aspetta da molto tempo un governo, una giunta che governi e non ha bisogno di perditempo in Consiglio Comunale come si verifica da molto tempo a questa parte. Il mio senso di responsabilità, la mia coscienza in questo momento non mi consentono, perché è una scelta mia, una scelta istituzionale, e pur rispettando quanto il mio partito evidentemente vuole, perché questo non si tratta evidentemente di episodi di milazismo, ma io voglio vedere chiaro le forze politiche cosa fanno, quindi avvieranno queste trattative, voglio vedere chiaro come la città sarà governata e poi le dimissioni non saranno certamente un problema, ma fuggire di fronte alla responsabilità io credo che in questo momento la mia coscienza non me lo permette. I soliti ben informati ed in vena di cattiverie ci hanno confessato dietro le quinte che la sedia l'assessore Alfieri se la tiene ben stretta, in quanto in un ipotetico rimpasto di giunta sarebbe stato sicuramente messo fuori gioco. Armando Alfieri ieri e oggi, benvenuto, insieme a Vittorio Zanini, un altro dei volti del Consiglio Comunale di Treviso, della città e della politica trevisana, benvenuti. Grazie. Allora, ma questa sedia se l'era tenuta stretta? Assolutamente no, perché io, quando la Democrazia Cristiana è cominciata a ragionare, perché si ricordi che avevamo il 45%, 18 consiglieri su 40, di cui questi 40 ancora, 2 erano anche del movimento sociale, quindi era proprio contro la popolazione che era democristiana, è evidente, con il 45%, e quindi io ero uno dei primi, ero forse il terzo degli eletti a Treviso, il terzo. Intanto facciamo vedere un altro il terzo degli eletti a Treviso, e quindi mi sentivo responsabile di questo andamento, che la Democrazia Cristiana veniva messa in minoranza e io ero responsabile verso tutti coloro, erano circa 1600-1700 preferenze, avevo preso 1700, va bene, mi sentivo responsabile e quindi volevo vedere che cosa combinavano, e quando la Democrazia Cristiana, e così concludo, ha messo la testa a posto, via le diatribe, io poi, quando la Democrazia Cristiana è tornata, ho dato le dimissioni senza che nessuno me le chiedesse. Quindi non mi pare che era attaccata alla sedia, non le pare? Della storia naturalmente ha dato questa lettura, però vi ho chiamato perché noi parliamo della politica di ieri e di oggi, sempre guardare al passato per capire il futuro, perché questa settimana c'è stato il taglio dei parlamentari, la legge insomma ha fatto il suo iter, è stata votata, si va verso una riduzione del Parlamento. Secondo voi la democrazia ci ha guadagnato o ci ha perso? Cominciamo con Vittorio Zanini. La democrazia ci ha perso, però se lei mi consente, ho visto dei volti noti che si sono tanto adoperati, diciamo, per la città. Quindi torniamo all'RUM 15. Sia diciamo della democrazia cristiana sia dei partiti dell'opposizione.
ho visto Ciro Perusini, che è stato un emerito, un professionista, rappresentante del Partito Comunista, ho visto la Maria Pantaleoni, ho visto Guadagnin, che allora era il leader insieme con Miceli del partito allora socialdemocratico, poi passato alla Democrazia Cristiana. Diciamo che allora tutta la nostra presenza all'interno della politica era una presenza soprattutto di volontariato. Ernesto Brunetta, che ho proposto anche per il Totila, confesso in anteprima che Ernesto Brunetta l'ho proposto anche per il Totila, oppure Mario Secoli. Allora noi, diciamo così, ritagliavamo il nostro tempo libero, perché allora, diciamo, l'impegno politico era caratterizzato non tanto dalla retribuzione, perché poi di fatto è diventato un lavoro quello della politica. Noi avevamo tutti la nostra professione, Armando Alfieri era geometra della provincia, io medico all'ospedale, ritagliavamo questo spazio per poter dedicarci alla città, e questo era un grande fatto, anche quello di democrazia. Quindi volevo ricordare questi personaggi. Accanto a questo invece ritengo che sia un'antidemocrazia quella di aver tagliato il numero dei parlamentari, ma non tanto perché non fosse necessario rivedere il concetto delle Camere. L'aveva fatto, qui condivido quello che ha detto Armando Alfieri, molto meglio Renzi, fatto salvo che Renzi, siccome voleva portare a casa tutto, ha legato nel combinato disposto la riforma elettorale e la riforma costituzionale, e non si tocchi mai la riforma costituzionale, quando invece adesso, guarda caso, il Partito Democratico in maniera masochistica ha toccato anche la riforma costituzionale, perché bisogna rivedere le rappresentanze, bisogna rivedere i collegi, bisogna rivedere tutta la situazione generale, perché il Partito Democratico, per odore di poltrona, dopo aver votato 3 volte il simbolo del nostro comune, il senatore Mazzaroli, al quale sono stato sempre fedelissimo, a costo anche di commettere degli errori, perché quella volta noi fummo fatti fuori dai 5 dissidenti e i 5 dissidenti fecero cadere la Democrazia Cristiana, che aveva nel proprio albero Luciano Danesin, buon riposo anche a lei, a te. Luciano Danesin fece cadere una giunta della Democrazia Cristiana che però risentiva troppo del consociativismo, cioè il fatto che ogni volta, ad esempio, pur di poter governare con il Partito Socialista o con il Partito Socialdemocratico oppure con il Partito Repubblicano, riconoscevamo più potere a chi aveva meno rappresentanza, e guarda caso facevamo fuori invece i rappresentanti della Democrazia Cristiana. Chi vince ha diritto di governare. Sotto questo profilo ha ragione la Lega di portare avanti il tema del maggioritario piuttosto che il tema del proporzionale. Piero Visentini, soprannominato Tiracca, perché quando gli dicevamo di parlare anche per 2 ore, lui parlava per 2 ore, mentre il senatore Mazzaroli, dietro nell'androne della prefettura, riorganizzava le file. Ecco, allora la domanda è: ha ragione allora i 5 Stelle ad aprirsi al PD, che ha una forza di minoranza, pur di continuare a governare, un po' come si faceva dalla DC del consociativismo? Non è finalizzato il rapporto, diciamo così, del doppio forno andreottiano, non è commisurabile, perché qui hanno fatto i 5 Stelle solo un'operazione di trasformismo, quindi sono peccatori sotto il profilo della politica, ma ancora di più lo sono quelli del Partito Democratico nel momento in cui si sono prestati al gioco piuttosto che andare alle elezioni anticipate. Io sono d'accordo con Carlo Nordio nell'articolo che ieri scrisse sul Mattino, sul Gazzettino e pure sul Messaggero, quando ritiene Anselmo Piovesan, uno dei dissidenti che ci fecero cadere, quando ritiene che il Partito Democratico abbia fatto un karakiri nei confronti di se stesso. Quindi io sono contro questo taglio, non tanto perché, diciamo, non sia opportuno alla luce e alla volontà della gente, ma intanto in quanto
elimina la rappresentanza, secondo me i 5 Stelle vogliono fare riferimento alla piattaforma Rousseau piuttosto che alla rappresentanza parlamentare, così come per la decrescita felice prevedono che non si faccia nessun investimento. Bene ha fatto la Lega a retrarsi da un governo di questo tipo. Bene, allora adesso invece torniamo in studio perché dopo chiederò naturalmente il punto di vista di Armando Alfieri, però volevo farvi vedere, parlando di elezioni, qualche bel personaggio eletto nei nostri collegi. Ad esempio io ho scovato nell'83 un'intervista a un tale signore che si chiama Bruno Visentini. La sentiamo un pezzettino? L'inserto è lo 06. Ai nostri microfoni Bruno Visentini, Presidente del Partito Repubblicano Italiano. Presidente, questa campagna elettorale è stata definita come la più silenziosa delle campagne elettorali della storia italiana, silenziosa da parte degli elettori naturalmente, cosa ne pensa? Beh, appunto, lei sta dicendo silenziosa da parte degli elettori, perché in fatto di parlare da parte dei candidati e degli esponenti politici mi pare che siamo a livelli alti. Per quanto riguarda gli elettori, io penso che in generale abbiano già scelto e quindi non concordo con quelle rilevazioni che vengono fatte che darebbero un grande numero di incerti. E l'elettorato sa già, anche perché oramai è dal 45, è dal 46 che si vota, ognuno si è formato propri giudizi meditati o comunque proprie convinzioni e quindi non è soggetto a questi ultimi colpi di campagna elettorale. Prevede numerose schede bianche e gli fanno paura? No, io direi che non credo molto alle schede bianche. Alla fine gli elettori voteranno. La scheda bianca deriverà, secondo me, nei limiti in cui ci sarà, dal fatto che molti elettori abbandonano i loro vecchi partiti, specialmente quelli di maggiori dimensioni, e non hanno ancora la forza, la capacità, il giudizio o la convinzione per scegliere altri partiti. Da qui la scheda bianca. 2 milioni di disoccupati sono la triste realtà italiana, il tutto in un sistema produttivo che ormai scricchiola da tempo, con il dollaro in ascesa. Quali le proposte del PRI? Sì, veramente lei mi pone domande su piani diversi, perché il dollaro in ascesa non ha niente a che fare con la nostra disoccupazione e viceversa. Ma incide sull'economia, diciamo? Sì, incide sugli scambi con l'estero, non sull'economia direttamente. E il dollaro in ascesa è sostanzialmente un portarsi del dollaro ai suoi livelli veri, secondo me, come capacità interna di acquisto in rapporto alla nostra e al diverso tasso di inflazione. Noi abbiamo il 20%, gli Stati Uniti hanno il 4%. I 2 milioni di disoccupati, che possono essere meno se si considera il lavoro nero, diventano di più se si considera la cassa integrazione, costituiscono un problema estremamente grave che va risolto affrontando i problemi del risanamento finanziario dello Stato per ridare all'economia gli strumenti, i mezzi finanziari di investimento, di ammodernamento e quindi di riassorbimento della disoccupazione. Sembra un'intervista di ieri, perché i temi sono sempre gli stessi: disoccupazione, lavoro nero, tasse, differenza tra noi e gli Stati Uniti, ed è un'intervista a Bruno Visentini con Villa Vascon, ministro dell'economia, 1983. Sembra di sentire che politica certamente i discorsi sono sempre quelli, si ripetono, sono però diciamo si sente un peso. Poi, perché uno che insomma in un'intervista dice siamo su 2 piani. Visentini non era, diciamo, un popolare, apparteneva ad una certa elite e quindi, almeno parlando di Treviso, insomma, era conosciuto solo in alcuni ambienti. Noi dal Consiglio Comunale non l'abbiamo mai visto, bisogna dire, professor Razzi, quelle persone là, sì, ma Bruno Visentini era un'altra cosa. Però, comunque un grande personaggio. Però a me serviva questa intervista perché a un certo punto dice: lei non ha paura delle schede bianche. Vittorio Zanini, secondo lei con questa riforma parlamentare avremo più o meno schede bianche poi alle elezioni? Dipende da quello che sarà deciso, perché questi l'hanno campata in aria questo discorso della riduzione dei parlamentari al 50%.
magari era giusto eliminare una delle due Camere, che non fosse il raddoppio o il doppione dell'altra. Si tratta di vedere se noi si va al sistema proporzionale oppure si va al sistema maggioritario. Io sono sicuro che cercheranno di gestire per andare al sistema proporzionale, perché tutti vogliono mantenersi le mani libere. Allora sì, ci sarebbero tante schede bianche, perché la gente non sa di preciso se ancora il Movimento 5 Stelle fa l'accordo col Partito Democratico, oppure se Renzi si schiera al centro invece che fare l'accordo con i vecchi amici, anzi compagni del Partito Democratico. Mentre invece se si va al sistema maggioritario, per il quale anticipatamente la gente sa che cosa votare, ci saranno pochissime schede bianche e ci sarà la decisione su una delle due componenti, la componente di centrodestra oppure la componente di centrosinistra. I 5 Stelle non li prendono neanche più in esame, perché secondo me la gran parte di essi si annacqua con questo governo nel Partito Democratico e non rappresenteranno più nessuno. Ecco, una domanda ad Armando Alfieri. Abbiamo sentito che poi in Consiglio Comunale è caduto Mazzarolli ed è stato eletto Reggiani, perché l'elezione del sindaco era in carico al Consiglio Comunale. Poi sono cambiate le regole e il sindaco lo elegge il popolo di fatto. Allora l'idea ad esempio di una democrazia presidenziale che adesso sta lanciando Giorgia Meloni con un referendum che presenta proprio oggi, secondo lei è un passo in avanti dopo l'esperienza dei sindaci oppure un passo indietro nella democrazia? Secondo me quella riforma dell'elezione dei sindaci è stata una cosa molto bella. Ne sappiamo qualcosa noi a Treviso che abbiamo penato tanto, perché come le dicevo prima con il 45% non si riusciva a governare, avevamo bisogno di Guadagni e del Partito Socialista, di Con e del Partito Repubblicano, non mi ricordo più il liberale come si chiamava adesso, Nilo Bettero, ecco, eccetera. Ma guardate un po'. Se c'era quella riforma là, noi avremmo avuto la maggioranza assoluta e avremmo potuto veramente portare a termine il nostro programma. Per democrazia presidenziale, quindi io sono favorevolissimo a questa. Bene. Rimaniamo sempre nel passato guardando il futuro, perché mi ha parlato di Movimento 5 Stelle. Adesso vi faccio vedere un pezzettino, lo vediamo proprio 2 minuti, e poi abbassiamo l'audio. Questo naturalmente per il nostro ottimo regista Italo Morao con Roberto Durigon che lancia gli RWM. Vi faccio vedere un comizio in Piazza dei Signori del 1983, vediamo se riconoscete la voce. Vediamolo. Per me, primo segretario nel tempo di questo partito, dare l'avvio al partito in tutte le piazze d'Italia e anche in questa. Sarebbe stato molto più comodo per me e per gli altri i nostri amici e camerati se alla fine del 1946 avessimo bussato alle porte della partitocrazia. Allora, chi mi risponde? L'abbiamo già visto. C'era tanta celere, io mi ricordo che ero dietro i portici. Eccoli qua, proprio dietro i portici, perché la gente non aveva il coraggio di stare davanti. Tanta celere da Padova, non so da dove veniva. 1983, comizio di Giorgio Almirante. Adesso sentiamo Vittorio Zanini mentre continuiamo a vedere le immagini. Giudizio, ho 30 secondi perché poi se non riusciamo a fare... per oggi intanto un giudizio grande su Bruno Visentini, che al di là che noi lo vedessimo, tuttavia costituiva col Partito Repubblicano un partito di grande impronta intellettuale, diciamo, e non possiamo dimenticarci di Ugo La Malfa. Quindi da un lato il consociativismo ci bloccava, dall'altro lato avevamo delle espressioni talmente elevate che Dio solo lo sa. Dall'altro lato c'è il discorso di Almirante ha avuto il coraggio, al di là che non ne condividevo le posizioni, di parlare sempre alla gente, di insistere sempre, diciamo, affinché potessero non essere scordati alcuni temi importanti, però allora si generava anche questa contrapposizione tra le classi sociali. Il merito di Berlusconi, questo è stato il grande merito di Berlusconi, che rispetto al fatto che i rappresentanti di Alleanza Nazionale o di quell'ambito lì erano stati discriminati dall'arco costituzionale, Berlusconi riuscì a recuperarli al discorso democratico, e questo è un merito che va riconosciuto
a Silvio Berlusconi. Ecco, allora, in una battuta, perché poi un'altra roba bella da farvi vedere a voi che siete democristiani e rimanete democristiani. Io sempre. Appunto, allora, Giorgia Meloni e Giorgio Almirante. Possiamo vedere ancora un attimo di immagini. C'è analogia oppure il partito di Giorgia Meloni è completamente diverso rispetto all'MSI di Giorgio Almirante? Niente, io credo che Almirante era un grande uomo, io l'ho sempre ammirato, le cose che diceva erano sempre dette dal cuore. Ecco, e poi dalle notizie che ho io riusciva anche ad andare a pranzo con Togliatti e quindi come vede la grande politica poi, ecco, di fronte ai temi quindi il messaggio è che fare politica significa comunque dialogare al di là degli esatto, sempre dialogare. Almirante era uno di quelli che dialogava anche nonostante quei comizi infuocati che anche Togliatti faceva. Esatto, perché questa era un'altra politica. Ma allora, mentre continuiamo a vedere ancora un secondo, poi vi faccio vedere l'altra cosa. La Giorgia Meloni diciamo che segue un po' queste... Però ad esempio i comizi non si fanno più così, si fa tutto via Twitter, via Facebook, le dichiarazioni non vengono più fatte davanti alla gente, guardando la gente negli occhi come faceva Almirante, come facevano gli altri, ma lo si fa utilizzando il telefonino. Meglio o peggio, Vittorio Zanini? Peggio, io sono testimone del fatto che col mio megafono e con la scaletta sono andato a parlare dappertutto per la città, in occasione delle elezioni. È bello il confronto coram populo, non solo attraverso la rete, quindi magari tornassero quei tempi là, solo che la gente non si fa più abbindolare, bisogna parlare in maniera sana, seria, onesta e prospettica alla gente, allora la gente tornerebbe. Io in effetti molto spesso faccio delle riunioni su temi specifici ed è molto frequentata da 100, 150, 200 persone. Vi faccio vedere delle immagini che forse vi emozioneranno, perché voi nel cuore, essendo democristiani, sicuramente le sentite. Lisetto e 16, guardate queste immagini e poi le commentiamo insieme, perché sono immagini che segnano secondo me una svolta nella democrazia cristiana veneta e nella democrazia cristiana anche di Marca. Questi sono i funerali del senatore Antonio Bisaglia. Cosa è cambiato nella DC dalla sua scomparsa? Chi vuole parlare per primo? No, sotto il profilo del retaggio diciamo non è cambiato niente. Il problema nel quale si è involuta la democrazia cristiana a dispetto degli altri partiti successivi è che la democrazia cristiana ha sempre ritenuto di gestire fino alla morte con sempre i soliti personaggi, senza dare la possibilità del ricambio naturale alle nuove generazioni. Io devo sottolineare questo discorso a favore della Lega nel momento in cui sostituisce i bossi con tutti i giovani 25enni, 30enni, perché ci vuole carattere, dedizione, disponibilità, coraggio. E noi l'avevamo, ad esempio, noi del gruppo dei 10 a Treviso, quando abbiamo portato Mazzaroli, abbiamo cercato di dare il ricambio, così come... Mi ha dato un bacio alla bandiera della... Sì, certo, perché la porto sempre con me, tra le altre cose. Così come il fatto fondamentale è che noi ci siamo sempre schierati, perché anche la Lega, che mano a mano si rafforza sotto il profilo del numero e sotto il profilo della qualità, lo fa e lo è perché molti di coloro che hanno militato nella democrazia cristiana, padri o figli, in un ambito sempre anticomunista, degasperiano, si riconoscono, molti di essi, nei partiti del centrodestra, perché rappresentano sempre questa impostazione, questo stile che consente a noi di parlare liberamente. Ecco, io però, proprio un angolino, 30 secondi, vi ho fatto vedere vi sto facendo vedere queste immagini di Antonio Bisaglia, perché lui per primo prospettò la democrazia cristiana veneta, una sorta di partito nel partito della DC, una sorta di antesignano dell'autonomia, almeno politica, di questa regione. E c'è chi dice che il progetto poi doveva continuarlo, lo vedremo più avanti perché fa l'orazione funebre. La Lega. Di fatto ha cercato di continuarlo la Lega, ma doveva continuarlo il Doge. Ovvero... Il Doge, ma quello è lì dove c'è stato il peccato originale della disfatta della democrazia cristiana. Cioè? Perché nel momento in cui Bisaglia predicava questo del partito del Veneto, chiamiamolo così, sotto il profilo dell'autonomia, subito dopo
Purtroppo, ahimè, Carlo Bernini decise di fare l'accordo con Vincenzo Scotti, che ancora gestisce i corsi per il Movimento 5 Stelle, con Tonino Gava e con Cirino Pomicino, che forse li vediamo perché a quel momento lì fu svuotato anche questo istinto geniale. L'ho visto, Marino Cordera e Cirino Codimita erano insieme al congresso della Democrazia Cristiana. Arnaldo Forlani che perse le parole di fronte a Mani Pulite e a Di Pietro. Ma come fai a perdere la parola con tutto quel tesoro che ebbe la Democrazia Cristiana? Arnaldo Forlani comunque svuotò Carlo Bernini, purtroppo nell'accordo nazionale svuotò l'auspicio e l'aspirazione di Tony Bisaglia. Beh, allora io ho ancora 30 secondi, però ma noi nella DC erano bei tempi, noi facevamo sempre dei corsi di studio, e questi capi che lei ha visto noi li abbiamo avuti in questi corsi di studio, molti si trattenevano con noi, dormivano e mangiavano con noi. Ecco, ed è un bel ricordo vederli un'altra volta, perché erano delle persone veramente, degli statisti veri, non come questi di adesso. Ecco, volevo arrivare qua. Guardando queste immagini, facendo scala 1 a 10, fatto queste immagini facendo 7 per, diciamo così, il livello politico di questa stagione, adesso il livello politico che voto ha? Facendo 7 per non dare proprio 10. È molto scaduto. Cioè? Diciamo da 7 su scala 1 10 7 perché non... diciamo che adesso siamo, non lo so, io non darei la sufficienza, neanche 4 5, mentre invece io giudicherei più che dal voto da che cosa riusciamo a portare a casa, soprattutto nel Veneto. Siamo riusciti a portare a casa alcune infrastrutture, anche se talune contestate. Siamo riusciti a portare a casa il discorso Carlo Bernini, il discorso delle Olimpiadi che non ci venivano riconosciute nel 1956, e stiamo tentando di portare a casa l'autonomia. Cioè giudicherei più dai traguardi che vogliamo raggiungere e da quelli già raggiunti piuttosto che dal valore, perché preferisco una classe politica che a un certo momento ricambia se stessa piuttosto che una classe politica come lo è stata la Democrazia Cristiana, che si è chiusa in se stessa. Ho capito, ma i risultati sono più da imputare al presidente attuale della Regione Veneto, Luca Zaia, che è riuscito a portare a casa i risultati, oppure al lavoro che ha fatto la politica della Lega? Perché io sono più per la prima ipotesi, che sia proprio quasi un discorso in solitaria del governatore Zaia. Lui è uno coraggioso, condivido quello che ha detto una settimana fa l'allegato del Corriere della Sera, l'allegato 7 del Corriere della Sera, definendo il coraggio, la volontà e anche la dedizione di Zaia, quindi primo ragionamento, prima opzione che ha fatto lei, equiparandolo a un democratico cristiano, tra parentesi, Doroteo. Bene, l'ultimissima immagine, so che il nostro regista Ettore Mora mi bacchetterà, però l'avevo preparata per il nostro Vittorio Zanini, perché non c'entra niente con la politica, però volevo farvi vedere queste immagini di un luogo che è profondamente cambiato, è l'RUM 09, se puoi farlo vedere proprio 30 secondi, perché vale la pena sia per chi macina non tanto di politica, di città, che per chi macina di sport. Vediamo se riconosce che stadio è questo e che sport è questo. Questo è lo stadio, il vecchio stadio dove Tauro inneggiava al rugby del Metalcrom, il vecchio stadio localizzato a San Lazzaro, che poi noi abbiamo trasferito come amministrazione. Bravi. Che partita è questa? Questa, le magliette rosse sono il Tarvisium di solito. Contro la Benetton. Perché anche la Tarvisium è arrivata in Serie A. La Tarvisium ha militato in Serie A e sono contento che a riverdire quegli allori ci sia adesso Adriano Panatta, che ha acquisito proprio nell'ambito di San Lazzaro San Zeno quello che diventerà un bellissimo impianto, grazie Adriano Panatta. Quindi qui non siamo non tanto per il rugby, ma per il tennis. Qui non siamo Monigo, qui siamo a San Lazzaro. Qui siamo a San Lazzaro qui. Lei non se n'era accorto. L'ho chiamata apposta. Lucio, caro Lucio, lei che è uno storico non si è accorto. Ma io chiamo voi ho visto il prefabbricato delle tribune. Lì
ed è lì che è sorto il grande rugby dei Francescato, dei Robazza, dei Marchetto e via di mi ha illuminato il cuore più che della Democrazia Cristiana. Io mi illumino per lo sport che è andato avanti malgrado non ci fossero le strutture, e noi però abbiamo pensato anche al rugby facendo una nuova struttura di Monigo. Qui è il Benetton che ha le magliette azzurre, non le ha ancora verdi, perché notate anche questo, però si vede il folpetto, il simbolo del folpetto, quindi è proprio il primo anno in cui c'è il Benetton, mentre le magliette rosse Amadio! Quello è Amadio di San Giuseppe. Ecco, queste sono le immagini, vedete che c'è Amadio. Sì. Eccoci qua. Va bene. Torniamo in studio, grazie Vittorio Zanini, grazie ad Armando Alfieri con questa ventata di storia. Allora avete capito, una Marcor di vita. Avete capito, il taglio dei parlamentari non è tutto oro, quello che è logica, almeno stando ai nostri due ospiti. Adesso noi ci fermiamo con un po' di pubblicità e poi riprenderemo parlando di Colline del Prosecco. No. Ed eccoci a un servizio anche atteso. L'estate di San Martino è una leggenda oppure realtà? Nella Marca ci sono ben 18 comuni che festeggiano l'11 novembre. Noi siamo andati a Col San Martino, il paese del Prosecco, ma anche il paese dove si svolge uno strano rituale che risale all'anno 1000. È la tradizione del cavare al nome. Ancora una volta la leggenda si mescola con la fede e le speranze degli uomini, ieri come oggi. È il giorno della leggenda. Gesù offre il miracolo di una piccola estate per un atto di generosità. San Martino, il tempo della sofferenza per i fittavoli di una volta, quando proprio l'11 novembre scadevano i contratti, il giorno degli sfratti, ed ecco che, almeno il cielo, non infierisce sulle povere cose dei contadini buttati sulla strada. Infatti, anche oggi il tempo era splendido. Il cielo è grande e buono, diceva la gente, e soprattutto non esige l'affitto. Che cosa è rimasto di quei tempi? La gente della terra ha dimenticato la fame, ma non i santi. È rimasta la fede, informa Don Tarcisio Bolzan, parroco di uno dei 15 paesi della Marca dedicati a San Martino. Una fede genuina, senza perché e tante filosofie, quella fede che smuove le montagne e fa rinascere. Proprio così racconta il parroco. Martino era un vescovo di Tours, in Francia, nel IV secolo, un uomo che si prodigò per la dignità dei contadini e dei pastori. Fra i tanti miracoli, uno lo fa ricordare oggi da tutte le madri che non riescono ad avere dei figli. È il miracolo della risurrezione del figlio di una povera donna. Da allora tutte le mamme in difficoltà pregano il santo e vengono a San Martino per ottenere la grazia. Il parroco conserva in canonica un'urna con centinaia di nomi di bambini non nati. Le madri estraggono un bigliettino su cui sta scritto il nome del figlio che, Dio permettendo, nascerà. Poi il seguito è lasciato ai misteriosi disegni della provvidenza, che si serve, dice Don Tarcisio, anche della fede nei santi. Si tratta solo di fede e il cristiano prega con quella umiltà e con quella fiducia per la quale sa che può ricevere questa grazia, ma ringrazia il Signore anche se non capita quello che quindi non magia ma fede. È il Vangelo questo che ci insegna a pregare con fiducia, ma non certo a comandare a Dio che faccia la nostra volontà. Succede il miracolo anche? Miracolo, noi diciamo grazia, doni, e uno lo interpreta così nella propria fede. Nessuno è obbligato a credere. Sta di fatto che arrivano da tutto il mondo a decine lettere di ringraziamento per bambino ricevuto. Chiedevamo per noi la possibilità di avere la gioia di un figlio che dopo 9 anni di matrimonio, nonostante tante cure ed accertamenti, non arrivava. Ora con grande gioia e stupore di tutti è nato il 3 gennaio 1987 Paolo, bello, sano, di cui mandiamo una fotografia. È finita un'epoca, gli agricoltori non piangono più per la fame e il freddo, ma fortunatamente la gente ha conservato il gusto per la magia della favola che, come dice il parroco, può ancora diventare realtà.
Eccoci qua con il sindaco di Fara di Soligo, Mattia Perenci. Lei aveva un anno quando è andato in onda questo servizio, benvenuto. Era il 1987, era il 10 novembre, ho sbagliato la data, no, forse più di un anno aveva. 86, quindi siamo nell'anno perfetto. Perfetto. Spero che il suo nome non sia stato pescato tra questi. No, il mio nome non è stato pescato fra questi, però ho ascoltato con molto interesse questo servizio perché è veramente bello. In più ci avviamo ad andare proprio verso San Martino, la festa di San Martino, che è ancora molto sentita nella località di Col San Martino. Se poi si pensa a quella che è anche la storia di quella chiesa, di quel piccolo sacello che si trova a metà collina, è straordinaria. Le prime iscrizioni, le prime tracce si trovano nel 1100, successivamente nel 1550 la chiesa, che è in fase di abbandono, viene ricostruita, salvo poi essere nuovamente distrutta durante la Grande Guerra dai bombardamenti italiani e ricostruita nel 27. Pensa che la chiesa, attuale chiesa di San Martino, chiesetta di San Martino, era uguale alla chiesa di San Vigilio, che invece è ancora lì. Erano quasi due gemelle. Quindi ha avuto anche una vita e una storia molto travagliata questa chiesa. Sa perché l'abbiamo chiamata? Perché la notizia è quella delle colline del Prosecco, però noi in questa puntata non parleremo assolutamente di Prosecco, parleremo di colline, parleremo di territorio. Infatti siamo partiti con questo servizio per raccontare che cosa può raccontare il vostro territorio. Ecco, intanto rivediamo l'immagine del servizio al visitatore che sta già arrivando, perché io so che c'è gente dalla Germania, dalla Finlandia addirittura sono venuti perché hanno saputo che c'è questo nuovo sito UNESCO e hanno cominciato a vedere, a cercare, a curiosare, diciamo. Ecco, questo ad esempio può essere una delle storie. Cosa offrite al visitatore che arriva in questo momento? Beh, Fara di Soligo ha tantissima storia da poter raccontare, tantissimi luoghi da poter visitare. Uno di questi appunto è San Martino. Pensiamo alla storia di Fara di Soligo come la Farra, quindi dai Longobardi, per arrivare fino ai giorni nostri. Abbiamo moltissime... Ma siete organizzati, nel senso che è bella la storia, però se io arrivo dalla Finlandia, parlo il finlandese, o l'inglese, via, e voglio vedere queste cose, ho qualcuno che mi segue, cioè voglio dire, siamo preparati ad affrontare questa grande sfida che è il turismo nel nostro territorio. L'abbiamo chiamata perché lei è proprio nel cuore, è esattamente a metà delle colline del Prosecco. Siamo preparati, ci stiamo preparando, vi state preparando come amministratori, ci stiamo riuscendo? Allora, noi c'è molto lavoro da fare, se bisogna essere sinceri, ma è giusto che sia così. C'è molto lavoro da fare, questa è una grossa opportunità che abbiamo, che ci è stata data e dobbiamo lavorarci molto, perché è vero, come si diceva poco fa, che abbiamo moltissime cose da vedere, moltissime cose da poter visitare. Dall'altro lato, giustamente come dici tu, dobbiamo anche mettere nelle condizioni chi arriva di poter accedere su questi luoghi. Già da 2 anni facciamo noi come amministrazione comunale dei corsi per formare gli operatori, le attività commerciali, piuttosto che le aziende agricole, piuttosto che semplici cittadini o anche i volontari delle associazioni, proprio per formare questa gente perché possa mettersi e rendersi disponibile nel caso in cui ci siano richieste anche dall'estero di persone che vogliono venire a visitare il nostro territorio. Intanto che continuiamo a parlare, le faccio vedere delle immagini che sono state girate quando lei proprio non era neanche nei pensieri dei suoi genitori, sono del 1981, di certo il 14, e vediamo se riconosce il luogo e che festa è, perché magari è stata ripetuta. Probabilmente non ci arriverà mai, perché questa è la festa dell'uva a Fara di Soligo ed è, diciamo, il primo esempio di quelli che poi naturalmente diventa, e qui si comincia anche a fare mescita di vino eccetera. Perché vi faccio vedere queste immagini? Proprio perché volevo vedere quali le strutture di accoglienza, in questo caso la Proloco, si sta attrezzando per dare, al di là, diciamo, della visita del turismo normale, anche degli eventi folcloristici per chi arriva. Ovviamente qui stiamo parlando di una cosa, la vedo un po' imbarazzata su queste immagini, però diciamo che questi erano degli eventi con la festa dell'uva di oltre di 40 anni fa. Ecco, come siamo attrezzati invece in termini di eventi?
Beh, per la verità qui siamo proprio fra la chiesa e il municipio dove c'erano gli stabili della vecchia Proloco. Ecco, proprio sono contento perché io devo dire l'ho azzardata perché c'era scritto sull'archivio, però non l'ho riconosciuto il luogo perché era tanto stretto. No, l'ho riconosciuto benissimo. Bene. Perché non è tanti anni che poi riconosce anche qualcuno? Sì, certo, ho appena visto Rinaldo Mazzocco che allora era presidente della latteria. Adesso dovrei guardare con più di Soligo, ovviamente, perché sa di latteria. Però ho visto, continuiamo a vedere se riusciamo a vedere. Ho visto qualche giovane che adesso ha i capelli bianchi, quindi adesso la riproponiamo. Fra l'altro questa era una festa in paese, anche molto sentita perché anche le singole, le varie contrade, le varie borgate partivano molto tempo prima per costruire e realizzare proprio questi carri che poi venivano fatti sfilare lungo la via principale del paese, quindi era proprio una tradizione. Si fa ancora adesso? No, purtroppo non si fa più perché comunque c'è una lavorazione anche nel mettere insieme tutti questi chicchi è molto lunga, molto complessa, il tempo è sempre poco, purtroppo non si fa più. Però ad esempio l'idea di poterla offrire a un pubblico come quello che arriva da mezzo mondo, potrebbe riaccendere la possibilità di rimettere in piedi eventi, perché la gente cerca anche questo, il turista. Sì, sono assolutamente anch'io d'accordo con te quando dici appunto che opportunità o comunque rispolverare vecchie tradizioni e vecchie feste sia giusto rivedere, magari in una chiave un attimo diversa, anche con nuovi sistemi ovviamente, però credo siano anche delle opportunità che possiamo riprendere. Va bene, allora vedo che è rimasto piacevolmente colpito dei volti perché sicuramente lei li riconosce. Allora dobbiamo andare in pubblicità, però prima vi faccio vedere un servizio che riguarda un fatto di cronaca, un incendio nella zona del Patean a Fara di Soligo. Lo vediamo, poi lo commentiamo subito dopo la pubblicità. I titoli del telegiornale: un incendio di vaste proporzioni ha distrutto ieri sera un mobilificio di Farra di Soligo, danni per quasi 1 miliardo. Buonasera, in apertura la cronaca, come avete sentito dai titoli, un incendio di vaste proporzioni ha quasi completamente distrutto il mobilificio Fratelli De Rosso a Farra di Soligo. Vediamo insieme il servizio. Probabilmente un cortocircuito nell'impianto elettrico o il cattivo funzionamento della caldaia stanno alla base del furioso incendio divampato ieri sera intorno alle 21 al mobilificio Fratelli De Rosso in via Sant'Iziano a Farra di Soligo, di proprietà di Roberto De Rosso, 36 anni, sempre di Farra di Soligo. Le fiamme hanno trovato facile presa nei materiali per armadi, cartoni e legnami di varia qualità, nei macchinari e nelle strutture murarie dell'edificio che sono in parte crollate. L'incendio è stato domato soltanto intorno alle 7, mentre l'opera di spegnimento degli ultimi focolai è terminata intorno alle 12, grazie all'opera dei Vigili del Fuoco di Conegliano, Montebelluna e Treviso. L'opera di spegnimento è stata resa ancor più ardua dal disordine presente all'interno del magazzino, carta e legna accatastate alla rinfusa tra i macchinari. A prova di legge comunque le norme antincendio, rimaste inutilizzate per la mancanza di personale all'interno dello stabilimento. Un particolare fortunato: se l'incendio si fosse propagato durante l'orario di lavoro si avrebbe rasentato la strage. Intanto proseguono le indagini sulle cause dell'incendio che ha procurato danni per circa 800 milioni di lire. Alcuni contadini della zona, detta il Patean, hanno infatti rilevato che già dalle prime ore del pomeriggio era stato notato un denso fumo levarsi dal capannone, particolare che di certo non verrà tralasciato dagli inquirenti. Eccoci ritornati in studio per l'ultima parte di questa puntata di 40 dedicata in questo caso alle colline del Prosecco, al patrimonio UNESCO, ma soprattutto al risvolto economico di questo sviluppo. Siamo con il sindaco Mattia Perencini del Farra di Soligo, il sindaco del cuore delle colline del Prosecco, perché Farra è proprio il centro. Allora abbiamo lasciato, prima della pubblicità abbiamo visto l'incendio, anzi il nostro regista Italo Morao con Roberto Durigon all'RVM magari vi fa rivedere le immagini. Ecco, perché vi faccio vedere questo servizio? Perché
volevo capire il rapporto tra imprese, cioè aziende, questa è l'azienda del mobile, uno dei momenti forti, negli anni, qui si parla del marzo 1990, le immagini che vediamo tra qualche istante. Dicevo, il rapporto tra azienda, tra il mondo della produzione, quindi capannoni eccetera, e l'economia del Prosecco. Adesso come cambierà? Ma allora, intanto c'è da dire che nel momento in cui c'è stata anche la crisi economica e quindi il settore del mobile è, diciamo, ha avuto grosse problematiche, moltissimi si sono rivisti nel ritornare agricoltori e quindi si è ripresa anche la pratica agricola, fortunatamente poi con quello che oggi tutti noi conosciamo. Quindi Cisi De Rosso lavorano ancora oppure? Sì. Quindi hanno ricostruito la fabbrica? Non lì, ma non al Pateano. Non su quella zona lì, su un'altra zona. Magari quella zona che lei ha bonificato adesso, perché voi dovete sapere, continuiamo a vedere le immagini, tanto noi parliamo sotto, che il sindaco Mattia Perenzi è quello che è riuscito finalmente a chiudere l'accordo con i proprietari del terreno e diciamo quelli che ci hanno costruito i capannoni sopra per quella famosa diatriba che aveva completamente bloccato l'economia del comune, giusto? Come ci è riuscito? Sì, dicendo che se non gli dava fuoco no, questo no. Tra l'altro una vicenda che era ormai 20 anni che si trascinava, quindi se tu Lucio fai i conti di quanti anni avevo io 20 anni fa, adesso ne ho 33, per cui avevo circa 10-12 anni, quindi una tematica che si trascinava da troppo tempo. Cosa ho fatto? Io dopo che sono stato eletto con la mia amministrazione ci siamo messi attorno a un tavolo e abbiamo cercato di trovare una quadra con un accordo transattivo che potesse mettere d'accordo tutti, perché ormai era da troppo tempo che si trascinava questa vicenda. Fortunatamente siamo riusciti a trovare sia da parte degli assegnatari dei lotti, quindi degli artigiani industriali, sia da parte anche degli espropriati un accordo, è stato sottoscritto ed ora abbiamo già pagato il 40% e stiamo uscendo pian pianino da quello che è stata una grossa difficoltà, una grossa spada di Damocle che il Comune ha avuto per troppo tempo. Che poi tra l'altro avere un Comune bloccato nelle economie, nel cuore della produzione del Prosecco, il vino in questo momento quasi più venduto al mondo, era veramente una cosa un po', come dire, che strideva, perché se essere poveri in mezzo a un mondo di ricchi. Senta però, torniamo, tanto bella notizia, complimenti, perché voglio dire non capita, però da questa storia qual è la morale? Che bisogna sempre comunque continuare a dialogare per trovare una soluzione. Assolutamente sì, io credo. Quanta politica c'è stata di mezzo su questa cosa? C'è stata in polis, nel senso dialogo, confronto. Moltissima, devo dire che c'è stato un lavoro dal momento dell'elezione fino a qualche settimana fa, giornaliero, quasi giorno e notte, per cercare di trovare una quadra, quindi io credo che poi sia anche una questione di buona volontà di voler fare le cose e di buon senso. Penso che parlandosi tante volte si trovino tante soluzioni e si riesca anche ad evitare certi tipi di problematiche. Ok, siccome il tempo scivola via, volevo capire, tornando al discorso che facevamo prima, Colline del Prosecco, investimento nel territorio, mi pare di capire capannoni non se ne costruiranno più, si ristruttura quello che c'è, ammesso che ci sia ancora da ristrutturare, mentre ci sarà invece un'importante ristrutturazione dei casolari, cioè un rilancio del turismo, o sbaglio? Assolutamente sì, è proprio quello che è stato più volte detto ed annunciato e adesso si sta anche andando a vedere, a mettere mano anche alle norme urbanistiche. Intanto facciamo vedere le immagini dell'RUM 17, non è Fara di Soligo e Pieve, perché di Fara di Soligo abbiamo trovato veramente poco, però dà il senso di che cosa va ristrutturato. Sì, noi abbiamo moltissimi casolari sulle nostre zone collinari, che poi non sono altro che le vecchie stalle, le vecchie stallette che vengono recuperate, restaurate e viene dato, diciamo così, questo nome albergo diffuso, che non sono altro questi piccoli ruderi, queste piccole stalle, non ruderi perché dopo vengono ristrutturate ovviamente, queste piccole stallette che vengono messe a disposizione poi dei turisti che vogliono alloggiare e dormire all'interno proprio delle colline del Prosecco di fatto. Senta, allora, lei insomma in giovane età sicuramente ha frequentato Pieve, perché poi diciamo così all'interno del quartiere del Piave è il centro forse più importante tra tutti. Come lo vede questa Pieve di Soligo del 1980?
Beh, devo dire che a parte le macchine è più o meno rimasta così, nel senso che... il municipio, lo vedremo dopo, non c'è più, è stato spostato, però fa un po' pensare. Sì, sì. Come siete cambiati come territorio. Adesso cercheremo di portare Farra di Soligo al centro della politica del quartiere del Piave. Beh, essendo al centro del cuore della colonia del Prosecco mi sembra importante. Ho tempo per far vedere un'immagine che è un tema che magari cercheremo di sviluppare più avanti, però l'ho tirato fuori perché un'altra delle cose che avrebbe potuto far cambiare completamente la storia delle colonie del Prosecco è un progetto del 1980. L'inserto è il 19 e riguarda un progetto, vediamolo un attimo insieme, è del 1982 e riguarda un progetto, lo vedete? Diga di massima di una diga a Falzè di Piave. Questo qui è il progetto per cui praticamente a Falzè doveva essere creata una diga che permetteva una sorta di lago che avrebbe completamente invaso Sernaglia della Battaglia, cambiando completamente la storia di quel territorio. E qui ci fu la sollevazione popolare nel vero senso della parola. Era il 1982, lei doveva ancora nascere. Di questa cosa poi cosa è rimasto negli annali? Beh, devo dire che se ne parla ancora perché è di recente poi anche l'uscita da parte anche del comitato, se lei passa per Sernaglia c'è ancora una scritta no diga relativamente alla possibilità eccola qui. Tra l'altro se non vado errato 400 metri di lunghezza per un'altezza di 20 metri, quindi sarebbe devastante per l'intero territorio perché sommergerebbe buona parte del comune di Sernaglia della Battaglia. E questo è il territorio. Quindi questa storia è ancora aperta oppure è stata definitivamente archiviata? Perché a me risultava che fosse stata definitivamente archiviata. Beh, penso che sia archiviata, ormai c'è qualcuno ancora che ne parla, so che i comitati sono ancora molto attivi e molto attenti proprio per non abbassare la guardia, però conoscendo come funzionano le cose in Italia la vedo molto dura, giustamente anche andare a realizzare un'opera di questo tipo in una zona come questa, insomma la trovo un po' azzardata. L'ultima battuta, perché il tempo è proprio scivolato via, continuiamo a vedere queste immagini. Come se le immagina Farra di Soligo dei prossimi 10 anni tra Prosecco e colline UNESCO? Ma io penso che ci sia una grandissima opportunità e Farra abbia molto da dare. Ci lavoreremo e lavoreremo moltissimo con la squadra, con il gruppo, proprio per cercare anche di andare a recuperare i centri storici, per riportare anche quelle che erano tradizioni, come abbiamo visto prima, che sono andate poi a morire. Io penso che questo sia una grandissima opportunità, non solo per Farra di Soligo ma per un intero territorio. Dobbiamo iniziare a guardare come macro area e non più come micro area con i soliti. Riuscirete a discutere, a collimare con gli altri comuni del quartiere del Piave? Ma sì, io penso di sì, nel senso che la direzione deve essere unica, è sbagliato che ci siano magari delle fughe in avanti quando comunque l'obiettivo deve essere comune a tutti, quindi non vedo grosse problematiche questo Se avesse qui davanti dall'altra parte della telecamera un giovane che dice sai che quasi quasi investo sulla casa di mio nonno che è lì in questo momento un po' fatiscetta, ma quasi quasi ci butto 2 soldi e mi metto a fare un bed and breakfast. Gli dico hai ragione, grazie per il giovane che ho davanti, quindi mi hai già dato del vecchio, ma va bene così. E gli dico hai ragione perché è un'opportunità che puoi avere. Però quanta burocrazia ci sarà? Oppure voi cercherete di dargli una mano? Perché poi il vero problema quando uno parte sono i guai di proprio. No, sostanzialmente non c'è tantissima burocrazia sotto questo punto di vista. È chiaro che bisogna poi ovviamente investire dei soldi, perché questo è pacifico, tenendo presente poi che noi siamo comunque su un'area vincolata, però comunque è un'opportunità piuttosto che vedere una casa magari del nonno anni 60, anni 50, anni 70 in deperimento e che lasciarla cadere, meglio piuttosto trasformarla come già è stato fatto e come già viene fatto negli ultimi anni da moltissime persone, perché sono aumentati molto anche gli affittacamere, i bed and breakfast a Farra di Soligo negli ultimi anni. Di quanto? Beh, adesso non ti so da dare un numero preciso, però posso assicurarti che ce ne sono diversi. Grazie al sindaco Mattia Perencin. Avete capito anche per quanto riguarda questo argomento il futuro se non altro è roseo, dopo quello che abbiamo sentito invece sulla politica.
Si chiude qui questa puntata di 40, abbiamo cercato di raccontarvi il passato perché vi facciate un'idea per il futuro e noi come sempre ci vediamo venerdì prossimo. Buona serata a tutti.